'cause I'll be back and nothing new, please don't be shy. I know that you feel like me too. Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati, è Carnevale, ultimi giorni di Carnevale e non poteva mancare il nostro speciale dedicato ai carri allegorici, ma in particolare all'associazione Carnevali di Marca. E quindi, come ogni anno, do il benvenuto qui nei nostri studi a Redo Bezzo, presidente dell'associazione Carnevali di Marca. Ciao Redo. Ciao Federico, buonasera a tutti. Eccoci qui, ma siccome vogliamo portare anche un po' di novità, qualche ventata di freschezza, abbiamo il piacere di avere qui Katia Sossai, responsabile della Lotteria dei Carnevali di Marca. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. Hola. Allora, con loro parleremo ampiamente di Carnevale, parleremo ovviamente dell'associazione Carnevali di Marca che anno dopo anno si è estesa nella Marca trevigiana quasi a tenere alto il nome appunto Marca e sta invadendo tutta la Marca trevigiana. Ormai vi do già un paio di numeri, quest'anno sono 21 se non sbaglio i comuni coinvolti, giusto? Infatti non è Marca solo in termini di qualità, ma Marca anche perché stiamo estendendo in tutta la provincia. In tutta la Marca. Capoluogo compreso, Treviso Capoluogo compreso, Treviso, dove anche quest'anno siamo presenti per la terza volta con un nutrito calendario che parte addirittura dal venerdì sera, passando per sabato con degli spettacoli per i bambini e teatro, fino poi al gran finale martedì grasso con la sfilata. Ma noi siamo qui anche e soprattutto per ricordarvi l'appuntamento, lo diciamo già e poi entreremo un po' più nel dettaglio, l'appuntamento domenica, ultima domenica di Carnevale, domenica 23 febbraio, a partire dal primo pomeriggio 14-14:30 ci sarà la grande sfilata dei carri allegorici a Vittorio Veneto. Come ogni anno anche noi della Tenda TV seguiremo passo dopo passo l'intera sfilata, ma appunto ne parleremo strada facendo. Prima di tutto, per quei pochi che ancora non conoscessero come è nata l'associazione Carnevali di Marca, Redo, una storia che ce lo raccontiamo ogni anno, ma inizia ad essere veramente importante. Quanti anni sono che esiste l'associazione Carnevali di Marca? L'associazione Carnevali di Marca esiste da quasi 20 anni, 19 per la precisione, dal 2002, dal primissimo 2002. E ormai già, comunque ci sono persone che ogni tanto mi chiedono, soprattutto magari di qualche assessore, qualche sindaco dei nuovi comuni, qualcuno delle Proloco a cui appunto adesso noi stiamo sempre più collaborando, perché giustamente ci vedono e ci chiedono da dove veniamo, chi siete. Ma comunque dicevo quasi 20 anni, e poi però nasce dalle ceneri di un comitato che si chiama tra l'altro Comitato Carnevali di Marca, fondato a Conegliano, che ha iniziato a organizzare la sfilata di Conegliano nel lontano 92. Infatti quest'anno siamo alla 29esima edizione del Carnevale a Conegliano. Quindi dal 92, prima Conegliano, poi Vittorio Pieve di Soligo e poi insomma abbiamo detto 21 comuni. 21 comuni quest'anno. Allora, come sempre diciamo da una parte c'è la soddisfazione perché vuol dire che insomma l'associazione sta lavorando bene e comunque porta a casa risultati, le piazze si riempiono, i bambini sono contenti. Ricordiamo che insomma le sfilate dei carri allegorici, così come anche gli spettacoli di cui magari parleremo anche dopo, sono rivolte in primo luogo ai più piccoli, ok? Sì, e quindi sì. Tanti bambini festosi, contenti, allegri che trascorrono qualche ora in serenità, in allegria, come magari non si usa più fare, perché adesso insomma siamo tutti presi dai mezzi tecnologici, giusto? Sì, infatti è un'occasione appunto per tirar fuori le persone, diciamo così, in maniera diretta dalle case, anche se fa freddo, quindi non solo i bambini, ma anche i genitori, anche le famiglie, anche gli adulti e anche i nonni. Vedo il pubblico appunto che partecipa, che avviene alle nostre sfilate, variegato. Tra l'altro quest'anno abbiamo avuto un notevole flusso di pubblico. Un incremento anche. È un incremento rispetto agli anni scorsi. Siamo stati fortunati dal punto di vista meteo del tempo, questo
questo è inevitabile per poter Parliamo fare piano bene. perché c'è ancora l'ultimo weekend avanti. Ma Finora siamo stati fortunati, voglio dire, speriamo di esserlo anche nell'ultimo fine settimana, promette bene al momento, quindi insomma, dicevamo, il pubblico contento, soddisfatto, però immagino che ci sia sempre più impegno da parte vostra, perché organizzare 23 spettacoli, alcuni li organizzate direttamente voi, altri andate in appoggio, diciamo, alle Pro Loco, ad altre realtà, però insomma sono comunque 21 comuni coinvolti. Sì. Che tipo di forza bisogna mettere in campo per far sì che tutto vada secondo il programma? Allora, chiaramente il direttivo è la testa pensante, diciamo, è anche chi coordina, facciamo in 9 persone in direttivo dell'associazione, che appunto ci troviamo in questi ultimi periodi quasi ogni settimana, per poter appunto prendere decisioni e distribuire i compiti. Siamo divisi tra l'altro in gruppi di lavoro, chi si occupa della lotteria, chi si occupa dei carri delle sfilate, chi si occupa della parte logistica, chi si occupa della parte, diciamo, di comunicazione, della parte dei contatti con gli sponsor, chi si occupa come me anche della parte delle relazioni con le amministrazioni, chi si occupa poi della parte sicurezza. Quindi c'è un gruppo di lavoro che ognuno di noi coordina un gruppo di lavoro con i quali abbiamo vari collaboratori, arriviamo circa a una trentina quasi di collaboratori che diciamo, lavorano, partecipano con noi volontariamente, diciamo, ma la maggior parte a questi eventi, che richiede uno sforzo, richiede tempo, richiede, diciamo, dedizione per fare quello che facciamo. Quindi è un grazie anche a tutti questi, insomma, compresi gli speaker. Sì, ok, non importa, lasciamo stare. No, volevo passare a Katia. Abbiamo detto che tu sei la responsabile della lotteria, ma prima di raccontare un po' nel dettaglio anche che cosa sta dietro alla lotteria, insomma, parlavamo prima di iniziare la trasmissione, quanti anni sono che tu fai parte dell'associazione? Allora, sono esattamente 20 anni che mi conosco con Redo e che abbiamo cominciato questa avventura insieme. Infatti facevamo 2 conti proprio prima, che veramente è passata una vita, e devo dire che questa manifestazione comunque ci dà sempre, ogni anno, la stessa gioia di portarla avanti e la stessa gioia di vedere comunque le persone che rispondono così numerose. Oltre al fatto di ricordarci quanto vecchi siamo, naturalmente. Perché certo, ma quello, insomma, poi dietro le maschere, eccetera. Dietro le maschere, diciamo, tutto ci passa. sta. Veniamo alla lotteria, perché Carnevali di Marca, ovviamente, per organizzare gli spettacoli di cui parlavamo prima, deve anche sostenersi. Perché? Certo. Perché l'associazione Carnevali di Marca decide di riconoscere ai gruppi che partecipano un certo rimborso spese, rimborso, insomma, compenso, chiamatelo un po' come volete, e poi c'è anche la componente della beneficenza da non dimenticare, di cui parleremo dopo. Per far questo, Carnevali di Marca organizza ogni anno la Lotteria dei Carnevali di Marca, che è una ricca lotteria. Quanto lavoro c'è dietro, Katia? C'è lavoro, perché come per tutte le cose c'è tanto lavoro dietro. Partiamo, diciamo, a ottobre con il recuperare gli sponsor, nel senso cominciare a parlare con gli sponsor, vedere cosa mettere nei premi della lotteria, e poi c'è tutto un lavoro per la distribuzione e la creazione dei biglietti, con i carri, che comunque rispondono molto bene, perché diciamo che negli anni si sono abituati, hanno conosciuto la lotteria e hanno riconosciuto anche quello che vale la lotteria, sia per loro che per noi, perché dobbiamo ricordarci che oltre agli sponsor la lotteria è la nostra fonte, diciamo, principale, Redo, correggimi, assieme come ai contributo, contributi comunali. Con i contributi delle amministrazioni che vi stanno vicine, insomma, ecco. Questo perché? Perché appunto ci porta un introito che noi riconosciamo ai carri, e che i carri vedono ricompensato il loro lavoro. Come sappiamo ci sono delle grosse spese per ogni carro, che vanno da qualsiasi cosa, cioè dai piani di sicurezza, i costumi, tutto quello che serve per mettere insieme la sfilata. E quindi qui hanno subito un
un piccolo ricompenso per cominciare a partire anche loro. Che è aggiuntivo, diciamo, Aggiuntivo al rimborso sì, a quello spese che è il noi rimborso riconosciamo, spese. che voi date. Oltre a questo dobbiamo ricordare anche che c'è una parte di beneficenza che noi diamo la sera. Esattamente, c'è questo ogni anno una parte insomma considerevole anche di quello che viene raccolto dalla lotteria viene devoluto in beneficenza. L'anno scorso ce lo ricordiamo, è stata devoluto alla Montagna Veneta, sì, che era in difficoltà in quel periodo, però storicamente in questi anni tante sono le realtà di volontariato del territorio che hanno ricevuto appunto proprio l'assegno, giusto? Sì, infatti, Redo? Giusto, infatti noi richiediamo proprio così, anche perché magari non siamo sul territorio ma non siamo così informati, che le 3 associazioni, 4 che possono essere, che possono ricevere questo piccolo assegno di beneficenza, vengono segnalate dai comuni o dalle proloco che fanno parte del nostro calendario, perché sono loro che sono sul territorio e possono capire le esigenze. Ecco, dove trovare i biglietti? Allora, ci diceva prima Katia che i carri ne hanno e li distribuiscono, oppure proprio mentre state assistendo alle sfilate vedrete passare appunto degli incaricati con il blocchetto come quello che ha in mano Casualmente in mano Katia in questo istante e appunto comprando anche un solo biglietto contribuirete a far sì che si possa andare avanti con il carnevale anche per i prossimi anni. Rischiando di vincere anche un premio. Ricorderai infatti volevo che arrivare al montepremi che è di 24.000 euro se non sbaglio, però chiederei proprio a Katia di farci una rapida scorsa sui premi perché sì, oltre diciamo al primo premio che è sicuramente quello più ambito e è la Opel Corsa messa in palio da Autogiada. Ci sono comunque dei buoni di VIP Tende, Toffolati Gioielli che collabora con noi da moltissimi anni, sì, Dipo Arredamenti e poi ci sono dei buoni spesa che oserei dire sono quelli forse più ambiti da tutti perché al giorno d'oggi fanno sempre comunque molto comodo. Fanno comodo. Allora, se siete d'accordo, io andrei a vedere intanto una clip con alcune immagini che sono state realizzate tra l'altro da Fortunato Mattiazzo, che è colui che vi segue. Full Communication. Sì. Povero, anche lui ogni anno gli aggiungete sfilate, quindi deve sdoppiarsi. Andiamo a vedere, se non sbaglio, le immagini di Pieve di Soligo qualche settimana fa ormai, sì, una delle prime sfilate insomma di questa edizione 2020 di Carnevali di Marca. Massivo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, vai, pasa el limbo. Nos fuimos pues. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, vai, pasa el limbo. Massivo.
Rieccoci in studio, abbiamo appena visto le immagini della sfilata di Pieve di Soligo e siccome siamo a Carnevale, siccome insomma c'è stato un po' un colpo di stato qui nei nostri studi, abbiamo esautorato il presidente dell'associazione Redo Bezzo era ora. E abbiamo qui al suo posto Silvano De Ruos, uno dei consiglieri dell'associazione Carnevali di Marca, nonché colui che si occupa della logistica, anche il rapporto con i carri, eccetera. Sì. Allora, raccontiamo sempre un po' il dietro le quinte delle sfilate. Che cosa sta dietro una sfilata? Perché lo spettatore medio arriva a Vittorio Veneto, a Conegliano, a Pieve, in una delle tante piazze e si gode lo spettacolo, vede la sfilata, vede i gruppi passare, vede i carri sfilare. Ma prima, a livello organizzativo, che cosa c'è? Beh, c'è un monte di lavoro. Allora, se noi abbiamo l'opportunità di vedere i carri sfilare nelle nostre sfilate, innanzitutto dobbiamo ringraziare, partiamo proprio da lontano, chi mette a disposizione gli spazi, perché noi non pensiamo, vediamo i carri belli, grandi, ben fatti, però non pensiamo mai che hanno bisogno degli spazi, quindi qui colgo questa opportunità che mi viene offerta da Tenda TV di ringraziare tutti quegli artigiani, quegli imprenditori, quelle imprese agricole che mettono a disposizione i propri capannoni, i propri tettoie, i propri spazi per dar modo che questi gruppi possano allestire i carri e vedere quello che vediamo nelle nostre piazze. Quindi un grosso, immenso grazie a queste. Lanciamo anche un appello, visto che abbiamo sempre bisogno di... Sì, perché purtroppo è una perenne ricerca di capannoni. Ecco, se per caso, strada facendo, qualcuno incontrasse queste persone che bussano alla loro porta, aprite per cortesia, aprite, perché se aprite ne godiamo tutti, perché poi troviamo il lavoro di queste persone nelle nostre piazze ed è bello, ed è gioia, è divertimento per tutti. E anche, se posso permettermi, è vero, c'è il momento di aggregazione per quando si va in piazza e si può applaudire e godere dello spettacolo, ma sono momenti di aggregazione anche per tutti i gruppi che prendono parte alle sfilate, non solo in quel momento lì, ma provate a pensare appunto dietro l'organizzazione, il trovarsi insieme per l'allestimento del carro, il trovarsi per le coreografie, per studiare i balletti, anche i bambini. Ci sono tante scuole primarie, scuole materne che magari fanno parte insomma della grande famiglia di Carnevali di Marca, è aggregazione anche quella, giusto? Certo, perché dopo questo passo diciamo c'è la vera e propria elaborazione e studio di come andiamo a costruire il carro, la scenografia e i costumi, e qui c'è un team di persone che lavorano. Partiamo da metalmeccanici, da fabbri, da addetti, persone che hanno una grossa conoscenza di impianti elettrici, di impianti oleodinamici, sarte per i costumi che vediamo nelle nostre piazze. Quindi c'è un lavorio che parte da settembre, che arriva fino, possiamo dire, alle ultime ore della prima sfilata, perché c'è un lavoro immenso. E anche durante. Sì, anche qualcuno anche durante, sì. Per rincorrere qualche rottura che ci può essere. Anche ultimamente ce n'è stata qualcuna. Quanti gruppi coinvolge Carnevali di Marca e quanti figuranti più o meno mette insieme, sommando insomma tutte le varie sfilate? Beh, diciamo che oggi tra le sfilate di destra e sinistra Piave siamo su 80-90 gruppi coinvolti. Facciamo una media di 60 persone per gruppo ed è semplice capire quante migliaia di persone ci troviamo ogni domenica nelle nostre piazze. Ecco, poi rispondete ovviamente, immagino che sia difficile anche rinnovare ogni anno, diciamo, l'offerta, perché è vero che ci sono sempre tante piazze, magari lo stesso carro può andare in piazze diverse, però noi siamo abituati a vedere sempre un palinsesto nuovo anno dopo anno. Ci sono magari
come dicevo prima, le scuole o così, che magari possono anche ripetersi, però insomma immagino che ci sia proprio una caccia al carro, o no? Sì, diciamo che comunque i carri che si ripetono sono rari, possiamo dire nei nostri 80-90 carri 2 o 3, quindi è un numero proprio esiguo, mentre tutti gli anni si rinnovano ovviamente, siccome che all'interno di queste manifestazioni ci sono diverse scuole e molti rinnovi seguono proprio anche la tematica che i bambini affrontano all'interno delle scuole, quindi parliamo di natura, parliamo di ambiente, parliamo di... fanno un percorso durante tutto l'anno, giusto? Esatto, un percorso che nel carro mascherato trovano una sintesi del percorso fatto. Altri gruppi trovano motivazioni diverse, vogliono sostenere, per esempio quest'anno segnalo uno in maniera particolare, che pensavo fosse amore e invece, ecco, affrontare un tema sulla violenza di genere, portare un carro nelle piazze con la violenza di genere, bene, c'è stata una grossa elaborazione all'interno di questo gruppo, ecco, perché un tema importante, non è banale, e portarlo in piazza in un giorno nella manifestazione di Carnevale va solo dato il nostro plauso. Ecco, sono importanti anche tutti quegli aspetti che lo spettatore non vede, cioè anche questo magari non ci stuferemo mai di ripeterlo, l'aspetto della sicurezza, per esempio, ok? Durante le sfilate voi vedete questi enormi carri, quindi ci sono a volte i trattori che li trainano, grandi strumentazioni, come ci ricordava anche Silvano prima, grandi mezzi meccanici magari per movimentare insomma il carro. Tutto questo ovviamente deve svolgersi in sicurezza. E quindi la vostra associazione pensa anche a questo. Certo, noi abbiamo elaborato le linee guida di norme di carattere tecnico per la sicurezza, sono 14 punti che noi ogni anno sottoponiamo ai gruppi, che va dall'impianto elettrico, nell'utilizzo del gruppo elettrogeno, degli estintori, del divieto assoluto di fiamme libere o quant'altro durante la sfilata nei carri, perché c'è un po' di tutto. Alcol zero, si raccomanda all'autista di non, sicuramente alcol zero. Sì, quindi tutta una serie, diciamo, adesso senza elencarle tutte, tutta una serie di buone norme, esatto, ok, che però fanno sì che tutto possa svolgersi in sicurezza. Anche perché, scusa, mi permetto di dire che dobbiamo ricordare che è una manifestazione a quale partecipano veramente una marea di bambini con le famiglie, quindi è importantissimo questo punto, cioè è una cosa su cui non si transige più, ecco. Certo. E forse, mi permetto di dire, tanti comuni si affidano, anche tante amministrazioni, tante pro loco, si affidano all'Associazione Carnevali di Marca perché è stata una delle prime proprio a mettere in atto queste norme di sicurezza, o meglio tradurre forse queste norme di sicurezza per uno spettacolo viaggiante, diciamo così, itinerante lungo le vie e lungo le piazze. Tutto questo fatica, Katia, però insomma poi... Una grossissima soddisfazione. Lì volevo arrivare. Poi nel momento in cui parte la sfilata? Nel momento in cui parte la sfilata diciamo che la tensione si affievolisce un po' e tutti quanti ci godiamo lo spettacolo, perché appunto il Carnevale è ancora una delle manifestazioni che unisce i grandi e i piccoli, perché è vero che magari si lavora per i bambini, ma quando si è dietro le quinte poi anche i grandi si divertono e quindi ce la godiamo tutti alla fine la sfilata del Carnevale, perché è sempre una bellissima cosa. Ecco, stessa domanda anche a Silvano, insomma tanta fatica eccetera, però poi... Sì, poi sinceramente io me la godo quando proprio è finito, dopo il martedì grasso, perché quello è il giorno in cui io sto tranquillo, perché purtroppo il mio lavoro è
è pesante, perché è una cosa molto difficile. Nella logistica, in ogni sfilata c'è da organizzare i carri nella loro partenza, controllare che abbiano rispettato le norme che noi gli abbiamo sottoposto, vigilare di continuo, perché ovviamente è una giornata di festa e tutti si rilassano, però noi dell'associazione, soprattutto chi come me segue la logistica, l'organizzazione, non può mai mollare il pezzo. Il pezzo lo molliamo, io personalmente lo mollo dopo il martedì grasso. Allora mi rilasso e mi guardo il lavoro che è stato fatto prima di ricominciare. Di ricominciare. Allora, siccome c'è Redo dietro le telecamere che scalpita per tornare a impossessarsi della sua poltrona, io direi che, se siete d'accordo, andiamo a vederci un'altra clip con altre immagini, questa volta in notturna, perché sempre per complicare un altro po' le cose, certo. Ci sono anche le sfilate in notturna che però hanno un fascino tutto particolare, esattamente. Andiamo a Zenzon a vedere proprio qualche giorno fa le immagini della sfilata. Questi ballerini con un abbigliamento country, perché accompagnano il loro carro dal titolo Alabama. Ci presentano il valzer lento country. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela. Sono emozionato anch'io francamente, perché è una grande soddisfazione dopo quasi 40 anni di portare il carnevale in To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, me singing the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need.
informano i signori passeggeri che il treno, Filo Express, è in partenza. Prendete posto nelle 4 file. 4 file! Buongiorno, si informano i signori passeggeri che il treno, Filo Express, proveniente da Filo e diretto a Zelsone, è in arrivo al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Annuncio ritardo. Il treno Filo Express proveniente da Filo e diretto a Zelsone arriverà con qualche minuto di ritardo. Ci scusiamo per il disagio. Eccoci! Ciao Zelsone! In una fantastica notturna! Il treno Filo Express proveniente da Filo è in partenza al binario 1. Attenzione, a seconda del grado alcolico dei macchisti, questo treno dovrebbe fermare a Fero, Carbonera, Piazzano di Globe Gas, Monastero, Sardegna, Zelsone, Salsino, Macerata, Campato, Treviso, Jesolo, Marcolla. Rieccoci in studio, speciale Carnevali di Marca, vi stiamo raccontando l'associazione Carnevali di Marca in vista della grande sfilata dei carri allegorici che avrà luogo questa domenica a Vittorio Veneto, ma non solo, poi ci sono tanti altri appuntamenti, ma ricordiamo anche Martedì Grasso, Conegliano e Treviso, perché come dicevamo in apertura di puntata, da qualche anno anche il capoluogo della Marca così è stato conquistato dall'associazione Carnevali di Marca, appunto, e quindi il Carnevale trevigiano vede proprio il suo clou, l'exploit nella giornata del Martedì Grasso, anche se è proprio tutto un weekend di spettacoli e quindi se avete occasione, tranne domenica che dovete venire a Vittorio, potete andare a Treviso. Prima di parlare però appunto del weekend, perché anche in questo caso si tratta di weekend qui di Vittorio Veneto, abbiamo visto nelle immagini degli spettacoli che fanno un po' da preludio delle sfilate dei carri allegorici. Siamo sempre abituati a vedere l'inizio della sfilata appunto con i gruppi che sfilano, invece che cosa vi siete inventati quest'anno di nuovo? Diciamo che non è di inventato proprio di nuovo, stiamo replicando con successo quello che è stato, diciamo, ideato dal vicepresidente Nicola Rigoni, anche dalla Silvia Sartorel, l'anno scorso praticamente a Treviso, allestendo, diciamo, degli spettacoli di piazza e anche dedicati, diciamo, ai bambini. E abbiamo notato appunto che piace molto e quindi quest'anno anche a Vittorio Veneto il sabato 22 nel pomeriggio ci sarà uno spettacolo, un evento, diciamo, dedicato ai bambini, quindi con ben 5 spettacoli, ok? Diciamo offerti, diciamo, ideati e poi svolti da 2 artisti di strada, Gino e Max, partendo dalle 15 fino alle 18:30. Sono 5 spettacoli di giocoleria, di magia. Quindi questa è una novità, possiamo dire, perché appunto per Vittorio Veneto sì. Gli altri anni c'era solo la giornata di domenica, invece quest'anno il preludio del carnevale è addirittura il sabato, quindi sabato pomeriggio a partire dalle 14:45 più o meno ci saranno una serie di spettacoli in Piazza del Popolo. In Piazza del Popolo. Questa formula in altre piazze è stata quella che ha aperto un po' le sfilate. Abbiamo avuto l'anticipo, esatto. Domenica eravamo insieme, quindi abbiamo visto che è stato molto gradito, infatti i bambini non si scollavano più dal mago perché giustamente, soprattutto quando sono partite le bolle in aria, forse erano più interessati alle bolle che ai carri che stavano arrivando. A Pieve di Soligo. A Pieve di Soligo, esattamente. Poi c'è stato anche lo spettacolo a Villorba, sì, mi ricordo vagamente anche lì. E quindi l'appuntamento è appunto per sabato pomeriggio, a partire dal primo pomeriggio, insomma dalle 14:30 in poi, in Piazza del Popolo. Sì.
E poi si arriva invece alla domenica sempre 14-14:30 più o meno la partenza? La partenza della sfilata sarà a 14:30, magari ritarderemo ancora di un quarto d'ora visto che speriamo sia una bella giornata. Ma voi venite a prendere posto prima? Voi venite a prendere posto, mi raccomando, perché appunto il viale al Vittorio si presta ed è sempre super affollato negli ultimi anni, quindi lì avremo una quindicina di carri e gruppi che parteciperanno alla sfilata con un unico passaggio da nord verso sud. E quindi è uno spettacolo veramente da non perdere. E solo se siete impossibilitati proprio a venirci a trovare Giusto. in Piazza del Popolo o in Viale della Vittoria, accendete la tenda TV, saremo presenti anche in streaming ovviamente e potrete godervi tutta la sfilata e potrete rivederla anche in un secondo momento perché saremo appunto in diretta da Viale della Vittoria. Allora, siamo quasi in chiusura di questo speciale dedicato ai carnevali di Marca. Allora, partirei da Katia. Beh, intanto l'invito ai nostri telespettatori e poi insomma l'auspicio è che il carnevale si concluda nel migliore dei modi, giusto? Assolutamente, io presumo che saremo in tanti questo sabato a Vittorio, questa domenica, l'ultimo di carnevale per tutte le sfilate che abbiamo ancora in piedi. Sono sicura di questo perché lo abbiamo visto per quelle che abbiamo già fatto e vi aspettiamo tutti comunque in piazza a festeggiare. Certamente. Redo, anche a te l'invito e magari i grazie che non si fanno mai abbastanza, l'abbiamo detto più volte, sponsor, amministrazioni comunali, chi compra i biglietti della lotteria, insomma tutti coloro i volontari vostri, tutti quelli che sostengono l'opera di Carnevali di Marca. Sì, giusto? l'hai detto, questi sono appunto i principali, diciamo, ringraziamenti che dobbiamo fare, estendere a tutti quanti i collaboratori che sono con noi in questa grande avventura che si sta andando verso la conclusione, verso il fine settimana grasso, io lo chiamo così, anche se magari non è giusto, appunto che comprende ben 6 sfilate. Abbiamo questo fine settimana, domenica 23, assieme a Vittorio Veneto, abbiamo anche il Carnevale del Crostolo a Cornuda, centenario, e poi abbiamo anche Roncade. A Roncade c'è l'altra sfilata organizzata queste sono organizzate dalle rispettive pro loco. Domenica, mentre martedì grasso? Martedì grasso abbiamo a Conegliano, tra l'altro anche a Conegliano nell'attesa dei carri c'è anche lì un giocoliere, un artista di strada che appunto intrattenerà i bambini con spettacoli di bolle e sapone, giocoleria e magia prima dell'arrivo dei carri, e questo sarà in via Carducci. E poi abbiamo ancora Cornuda che replica con la seconda sfilata, e infine il grande finale anche in contemporanea con Conegliano a Treviso, che va a concludere dopo i preludi del sabato e la domenica, tra l'altro anche dello spettacolo di rappresentazioni teatrali di Goldoni, delle commedie di Goldoni. Andiamo appunto a concludere con la sfilata del martedì da Piazzale Burchellati passando per Piazza del Duomo e finire in Piazza Borsa e Piazza del Grano. Quindi, a Treviso. Direi che ce n'è per tutti i gusti. Potete trovarci veramente ovunque, uso il plurale perché insomma anch'io sarò della partita, così pare, insomma, ecco. Insieme, anzi invece salutiamo Roberto e tutti gli altri. Roberto Bisla, Claudia Vigato, esatto, che appunto sarà a Treviso assieme all'altro speaker Mutton. Esattamente. Io mi permetto, sì? Direi che il nostro grazie più grande va a tutti i carristi e a tutti i figuranti che alla fine rendono possibile questo carnevale, questa manifestazione. Grazie Assolutamente a tutti. sì. Certamente. Grazie, ringraziamo Silvano De Ruos che è stato con noi prima, Katia Sossai e Redo Bezzo dell'associazione Carnevali di Marca. Ancora una volta appuntamento sabato in piazza, soprattutto per i più piccoli, e poi domenica per tutti quanti dal primo pomeriggio lungo Viale della Vittoria ad applaudire i carri allegorici, oppure in diretta guardando la TV appunto sulla tenda TV. Grazie a tutti voi per averci seguito. You tell me, baby.